Sassa, prova. Quest'oggi il campo, amici a casa, diventa un luogo sacro, un luogo dove la pallacanestro si trasforma in un linguaggio eterno fatto di sacrificio, passione e di ricordi eterni. Non stiamo solo assistendo a una partita, ma a un vero e proprio tributo alla memoria di Paolo Merella, un uomo che ha dedicato la sua esistenza a formare e ispirare generazioni, trasmettendo il vero valore del sacrificio e la bellezza di lottare per ciò per cui si crede. Ogni allenamento, ogni sforzo e ogni istante trascorso sul campo sono stati per Paolo insegnamento di vita, una lezione sulla forza interiore e sulla dedizione. Il suo spirito, fatto di coraggio e amore per questo sport, ha plasmato il cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, proprio plasmato, un termine che adorava tantissimo sentire questo termine quando in telecronaca proprio sotto di me elogiavo suo figlio Chicco
per le gesta, è proprio quello che ha plasmato a suo figlio da grande uomo e da grande coach. Stasera, mentre il nostro capitano Enrico scende in campo, porta con sé non solo il peso di un ruolo, ma anche l'eredità di un padre, mentore che ha sempre creduto nella forza dell'anima. Ogni azione sul parquet, ogni istante diventa un omaggio a un uomo che ha saputo trasformare ogni sacrificio in un gesto d'amore per il basket e per chi lo vive intensamente. Oggi celebriamo non soltanto il gioco, ma il valore inestimabile di una vita spesa per insegnarci a credere, a lottare e a sacrificarsi per qualcosa di più grande. Il campo oggi pulsa di ricordi e di gratitudine e non sarà certo la sirena finale a segnare la fine della partita, ma l'inizio di un ricordo eterno, quel ricordo per Paolo, un inno, un tributo sentito a un uomo, a un allenatore, a un mentore che ha fatto della sua vita una partita dove la vittoria più grande era quella del cuore. Grazie Paolo, grazie per quello che ci hai trasmesso e ci hai regalato. Sei stato un uomo vero e grazie per averci regalato i tuoi 3 figli, Luca, Martino e Chicco, il nostro capitano. E noi ci stringiamo attorno anche alla moglie Milena. Grazie Paolo, grazie di essere stato un uomo vero. Amici a casa, ho voluto aprire la partita odierna con questa dedica, questo tributo. Personalmente sono molto emozionato e oggi non è una partita qualsiasi. Questa partita è in onore di Paolo Merella e suo figlio, il nostro capitano Enrico, ha voluto giocare questa partita perché il padre avrebbe voluto proprio questo. Quindi noi siamo qua a raccontarvi questa festa per omaggiare proprio Paolo. Lo salutiamo tantissimo e ovviamente questo tono triste lui non l'avrebbe mai voluto e noi lo omaggiamo raccontando quello che a lui piace tantissimo, ovvero la pallacanestro. E qui amici di Sennori, amici di Twitch, proprio con Capitan Merella che va sino in fondo. Eccolo qua il primo canestro della partita, con tanto di dedica al cielo. Un momento da brividi veramente. E Sennori che quindi si scuote con questo bellissimo inizio. Non sarà facile, amici a casa, commentare questa partita, ma lo faremo per Paolo che ama questo sport e ama i suoi figli, il suo figlio più piccolo Enrico Merella. Tripla, 5 punti per iniziare questa sfida e 5-0. Sta giocando soprattutto per lui. Mamma mia che partenza di Chicco, che poi ci mette anche le mani su questo pallone. Kerchi, Ubalek da terra salva e trova Verlik. Andiamo a leggervi anche i quintetti delle due squadre, con Sennori che parte con Ubalek, Cordedda, Verlik, Tola e Capitan Merella. Alghero invece scende in campo con Saud che si prende il tiro pesante e lo sbaglia, controlla però il rimbalzo in compagnia di Kerchi, Tilocca, Cesaraccio e Musso, quindi 2 argentini in pianta stabile per Fabrizio Longano, coach della Coral Alghero che è ai box quest'oggi, in panchina con i suoi ma con un problema alla gamba, non sarà attivo, quindi mentre Tola prova a subire fallo in attacco sarà rimessa però per Alghero, posizione in movimento per il numero 17 sennorese. Cesaraccio palla in mano, aspetta l'uscita di Kerchi proprio contro Giri Ubalek, va sino in fondo Kerchi, l'errore, rimbalzo di Verlik, spinge subito la transizione, scarico per Merella, si prende la seconda tripla, palla che però non entra in questo caso. Con le marce alte Sennori, Alghero non ha ancora trovato il primo canestro di questa partita, forse col piede, anzi col piede Federico Tola se ne accusa immediatamente. Un saluto a tutti gli amici collegati su Twitch. Partita in un primissimo pomeriggio, una rarità per quello che abbiamo sempre vissuto. Tifoseria sennorese che è giunta qui ad Alghero in tantissimi per seguire la partita, ma soprattutto per tributare Paolo Merella e stare vicino al suo capitano. Mentre arriva la tripla di Antonio Kerchi, 5-3 in questo avvio. Ci tenevo anche a sottolineare che prima della partita, prima del minuto di raccoglimento, la Coral Alghero ha deciso di tributare la famiglia Merella al centro del campo. Davvero un bel gesto e noi
della pallacanestro Sennori. Apprezziamo tantissimo, per non far sentire solo il nostro capitano, i suoi fratelli e la loro mamma, nel mentre segna anche Verlik da 3 punti, 8-3 Sennori. Buon taglio di Cesaraccio, controlla il corpo, poi il pallone viene recuperato da Cordedda, subito per Verlik, un palleggio, poi azione al motore, Vassino in fondo, fallo di Saud e il nativo di Castelnuovo Andrea Lunetta con 2 liberi. Sbaglia il primo Alessandro Verlik. Realizza il secondo. Ricordiamo che la sfida odierna è l'ultima della 15ª giornata di Serie C. Si completa così il quadro con Sant'Orsola che ha perso di 4 punti in casa contro l'Olimpia Cagliari. Ottima prova di Nicola Pisano e di Fabio Bertolini. Calasetta ha vinto di 23 punti in casa contro Nuoro, una vittoria schiacciante che a dire la verità non ci aspettavamo. Ferrini invece ha battuto l'Antonianum per 70-61 e il CUS ha vinto in casa della Polisportiva Dinamo di 7 lunghezze per 70-77. Arriva il primo canestro dal campo da parte di Giri Ubalek. Saud dietro la schiena per Musso, realizza Musso, primi 2 dal campo. 11-5 quando siamo a poco più della metà di questo primo quarto. Sennori che quest'oggi non potrà disporre di Federico Spano, Alessandro Pisano e Stefano Pugioni, 3 grandi assenze. Vedremo come riuscirà a sopperire e gestire meglio le rotazioni coach Piras, mentre ci pensa Federico Tola in avvicinamento a ristabilire il +8. Saud, palla in mano, ancora Saud, si prende il tiro, l'errore, fa il vuoto a rimbalzo Giri Ubalek. Grande transizione, grande lettura, triangolo formato e canestro di Federico Tola. 4 in fila per l'ex Santa Croce Olbia. È il primo time out della sfida chiamato dalla Coral, +10, 15-5. E 5 minuti alla fine del primo quarto di gioco. Amici a casa, piano piano vi state collegando tutti. Quest'oggi giornata davvero carica di emozioni. Siamo qui a raccontarvi la partita proprio nel ricordo di Paolo Merella, che ha rappresentato davvero un'istituzione del basket sardo, sia da giocatore che da allenatore. Lui che ha iniziato tanto tempo fa nei campi del Cuore Immacolato e poi ha continuato come allenatore, fondando la scuola basket Sassari, fondando poi la Monterosello, dove ha cresciuto i suoi figli, dove ha cresciuto tantissime generazioni. E in questi giorni sono arrivati veramente tantissimi messaggi per Paolo, tantissimi messaggi d'affetto per l'uomo, per l'allenatore che è stato. E davvero lascia un ricordo indelebile in tutta la comunità sarda, e non, perché tanti allenatori anche da tutta Italia hanno manifestato la loro solidarietà verso la famiglia, e questo è davvero bellissimo, perché ci fa capire che uomo è stato Paolo, un uomo che tirava fuori il massimo dai ragazzi, e quest'oggi si è visto con il nostro capitano che si è avvicinato alla squadra della Coral e alla sua squadra e ha voluto fare il coro, l'urlo che Paolo Merella amava fare con i ragazzi che allenava, ovvero non si molla mai, ed era proprio questo il suo motto, sia nel campo che fuori. Davvero, ripeto, un uomo vero, e quest'oggi si gioca per lui, ma non sarà di certo la sirena a sancire questa partita, perché si continuerà a giocare ed omaggiare Paolo. Mentre è ripresa la sfida con Cordedda che spara da 3 punti, l'errore, primi cambi anche per la Coral, che ha segnato, trovato canestro con Simula, che è entrato al posto di Cesaraccio.
Palla vagante, preda di Merella, dietro schiena, vola in contropiede, l'ultimo tocco forse il suo, ma ha fatto vedere un gran sprazzo, veramente grande giocata del numero 12, che quest'oggi, come potete notare, ha 2 lutti al braccio, in quanto vuole omaggiare, tributare anche il padre di un suo caro amico e anche mio caro amico, ovvero Davide Fiori, per la scomparsa del padre Paolo, e quindi doppio lutto per Enrico, che voleva essere qui oggi per omaggiare suo papà, e lo fa anche tenendo alto il pensiero e tenendo vivo il ricordo del padre di Davide, il suo carissimo amico. Quindi giornata che veramente carichissima di emozioni, amici a casa, e la pallacanestro è un bellissimo sport che ci aiuta anche per poter sfogare queste emozioni dentro il parquet, e non c'è veramente momento più bello di poter condividere queste emozioni tutti insieme all'interno di un campo di pallacanestro. Nel mentre rimessa per la Coral, 3 minuti e 24 alla fine del primo quarto di gioco, Sennori sul +8. Musso prende, spara da 3 punti, grande realizzazione di Musso, doppia cifra toccata dalla Coral, e i primi 5 punti di Capitan Merella in questo momento sono il solco che sta tenendo Sennori, con Cordedda che vuole attaccare e realizza. Musso vuole spingere, scarica su, simula 3 punti, il tiro, l'errore, Cherchi combatte con Ubalek, proprio Ubalek alla meglio, prova a spingere la transizione. Come sentite, presente il tifo sennorese anche in trasferta. Merella forse scivola sulla linea di fondo, arriva il fischio, fallo subito dal capitano sennorese. Entrata in campo anche Paolo Marreu, vedete a colloquio con Gianni Mozzo in questo momento, e anche Matteo Cabras, quindi 2 quinti del quintetto cambiati da Coach Piras. Perde palla Cordedda, sbaglia lo scarico per Ubalek, poi però dall'altra parte non concretizza la Coral, palla persa. Cinquelato è la chiamata di Capitan Merella, l'uscita di Ubalek, si va sotto da Cordedda, non ha posizione in questo caso Monte e commette fallo. Rimessa diretta su Cordedda, prova a attaccare, buon scivolamento difensivo di Fumanti. Marreu al libero, ha spazio per sparare da 3, primo ferro, controllato, rimbalzo lungo ancora una volta il numero 12 maglia verde che si alza da 3 punti, Capitan Merella, secondo ferro, giganteggia Cordedda, 2 appoggiati al vetro, più 9 Sennori. Corner, lo schema chiamato da Saud. Si prende la tripla Saud, ancora non ha realizzato da 3 punti il numero 7, lui che è il miglior marcatore della sua squadra. Realizza e sale a quota 12 per la sua squadra, ultimi 90 secondi di primo quarto in arrivo. Ripristina il più 9 Sennori, 1 minuto e 19 alla fine di questo primo quarto. Bellissimo vedere il Palamanchia gremito, tantissimi tifosi sennoresi che
sono qui per sostenere la propria squadra, per tributare Paolo Merella, ed è veramente un momento bellissimo. Come abbiamo detto in apertura, è una festa in suo onore, così vuole che sia la sua famiglia, e noi non possiamo che partecipare a questa festa, nel mentre Sennori riprende con Merella palla in mano. Esce, riceve Marreu, serve sotto Cabras che si è mosso bene, si svita Cabras, quello è il suo tiro se ce n'è uno, sbagliato, Merella vola, rimbalzo, non buono il canestro. Che cuore del numero 12, che sin da piccolo, plasmato come detto da suo padre, ha sempre creduto nelle sue capacità, gettando il cuore oltre gli ostacoli, come si è visto in questa azione. Fuori dai 3 punti, si è buttato a rimbalzo con un ardore unico, un giocatore pazzesco, e quest'oggi il suo cuore è grandissimo, è carico di emozioni, spara da 3 primo ferro, torna subito per in difesa con i suoi. Sennori che non sta concedendo niente in termini di contropiede agli avversari, infatti Saud è costretto a prendersi la tripla, e poi Fumanti da vicino, oscurata la vallata da Ubalek, e poi fallo di Giri che va subito a scusarsi. Qualche minuto di riposo per Capitan Merella, applauditissimo. Concretizza Fumanti, riporta i suoi a meno 7, 28 secondi alla fine. Scarico difficoltoso, Cordeda in qualche modo trova Marreu che va sotto da Ubalek, a spazio Giri, fuori per Tola che prende la mira da 3 punti, secondo ferro, ancora Tola decide di ragionare con la testa, bravissimo il numero 17, 5 secondi alla fine. Cabras ancora per Tola, specialista di tiro allo scadere, se lo prende primo ferro, Marreu combatte, non basta, finisce il primo quarto, Sennori in vantaggio per 14-21. Per la Coral 5 di Musso, 2 di Fumanti, 3 di Cherchi, 2 di Scalise, 2 di Simula. Per Sennori 2 di Ubalek, 4 di Tola, 4 di Verlik, 2 di Cabras, 4 di Cordeda, e il miglior marcatore è proprio Capitan Merella, che ha iniziato con le marce altissime, 5-0 pronti via del nostro numero 12. Si riprende con la Coral, palla in mano, sotto di 7 lunghezze, il 5-0 di Merella, un po' scavato quel solco che sta mantenendo la Innoview. Monte chiude il palleggio, Scalise si avvicina per il consegnato, possesso
difficile per la Coral, che è costretta a tirare quasi allo scadere, arriva vicino al ferro ma sbaglia. Ubalek immediatamente a servire Marreu, si fa vedere Simone Piras entrato nel parquet nel mentre, palla però complicata che non riesce a controllare Cabras, e quindi dall'altra parte Saud predica calma, ancora a secco di triple Juan Saud in questo primo quarto, lui che è il miglior realizzatore della Serie C. Rimessa che alla fine viene data alla Coral. Ricordiamo rotazioni accorciate quest'oggi per la In View, perché sono ai box Pugioni, Pisano e Spano. Saud riceve e spara immediatamente, non sta segnando da 3 ma ci sta pensando da vicino. Marreu, gran palla sotto per Ubalek, che si gira e segna appoggiandosi al vetro. Ancora Saud in avvicinamento, secondo ferro, Ubalek controlla la sfera, Merella supera la metà campo, aziona il proprio motore, si avvicina al ferro, fa saltare 2 giocatori, che palla sotto, e Cabras segna, subisce il fallo e va in lunetta col tiro libero supplementare. E in questa transizione si è vista veramente tutta l'intelligenza del capitano, che ha capito che Cabras in quel momento gli stava ostacolando la strada, la linea di penetrazione, e ha sfruttato quell'ostacolo per servirlo nei pressi del ferro, e addirittura facendogli subire il fallo e realizzando il canestro. Non concretizza però a cronometro fermo. 25-15 più 10 seniori. Saud da casa sua, l'errore a rimbalzo a Monte, realizza con grande presenza di spirito. Merella subito per Marreu, di tocco sotto per Ubalek, giocata divinamente da Senori, già la terza azione. I senoresi formano il triangolo e trovano liberissimo poi sotto canestro il lungo. Brutta ricezione di Fumanti, palla persa per la Coral. Time out in campo. E noi della Pallacanestro Seniori approfittiamo ovviamente per ringraziare tutti gli amici del panorama del basket sardo e non solo, per la solidarietà mostrata al nostro capitano, ai suoi fratelli e alla mamma Milena. Davvero grazie per tutti i messaggi e per la vicinanza in questo momento. E come detto in apertura, il nostro capitano ha scelto di giocare questa partita proprio in omaggio del padre, perché sa che il padre avrebbe voluto così, omaggiandolo proprio all'interno del parquet tanto amato da Paolo Merella, dove ha sacrificato tutta la sua vita allenando anche con una nuova metodologia. Ricordo benissimo il giorno della partita contro la Ferrini, che Paolo si è seduto vicino a me a fine partita, abbiamo parlato di pallacanestro come spesso mi capitava, e mi sento onorato di aver potuto sfruttare molti momenti a parlare di pallacanestro con Paolo. E quel giorno mi ha raccontato della sua nuova metodologia che stava sperimentando con i ragazzi. Davvero ammirevole la passione che ha avuto quest'uomo, che ha tramandato ai suoi figli. Proprio Merella a combattere questo rimbalzo, recupera il possesso, si invola in contropiede, si arresta e spara da 3 punti. Corto il suo primo ferro, gran giocata comunque di Capitan Merella.
simula palla in mano. Saud in qualche modo si libera dalla pressione di Piras, sino in fondo l'errore. Verlik vola a rimbalzo, se ne va Verlik, grande giocata del numero 14, scarico fuori per Merella, piedi a posto, tripla che non entra, sta litigando in questi ultimi tentativi col ferro, torna però subito in difesa. E se non è questa la dimostrazione vivente del non si molla mai, l'urlo di Paolo Merella, di coach Paolo, nell'azione che ha appena fatto suo figlio. Un qualsiasi giocatore si sarebbe demoralizzato al terzo errore consecutivo da 3 punti, ma il nostro capitano no, perché quel non si molla mai ce l'ha scolpito nel cuore. È immediatamente tornato in difesa e infatti Senori ha recuperato subito il pallone. Verlik si svita, ancora per Cabras, fuori per Cordedda, vuole penetrare Cordedda sino in fondo, ancora Andrea Cordedda, poi Cabras non riesce a trovare la via del canestro. Scalise dall'altra parte contro Merella, che ovviamente già dall'altra parte in difesa, e poi l'ultimo tocco forse è di Verlik, anzi no, era già fuori Verlik, anzi chiedo scusa, palla che rimane a Senori. Simone Piras supera la metà campo, problemi al polso, anzi chiedo scusa, alla mano destra, ma comunque può giocare. Palla per Cabras, tiro di Matteo Cabras, non va e si rimane 18-29. Musso dietro schiena e poi fallo di Piras. Ultimo tocco, giocatore a Coral, si torna dall'altra parte, palla a Senori. Merella contro Scalise, uscita di Verlik, va sotto da Cordedda, ancora Cordedda, il taglio di Merella che non riceve, si vuole svitare Cordedda, va sino in fondo, di strapotere! 2 sicuri, terza in arrivo. Gioco da 3 punti concretizzato da Cordedda, massimo vantaggio assoluto nel match, più 14, pressione elusa molto bene dalla Coral, 2 punti. Più 12, ancora Merella, dietro schiena, si arresta, palleggia il tiro primo ferro, ma che costruzione da parte del capitano che sta spingendo tantissimo. E quindi Merella supera la metà campo, 3 contro 1, dietro schiena per Verlik, ancora dietro schiena. Simone Piras poi non riesce a concretizzare. Momento di showtime rovinato, diciamo, dall'errore, non per colpa ovviamente di Simone Piras, che prova a rimediare, prende la palla, ma secondo l'arbitro è fallo. Merella, scarico per Cordedda, che poi, chiedo scusa, Cordedda, Merella è tornato in panchina, sbaglia Andrea e quindi si torna col possesso ancora al più 12.
E noi ringraziamo anche tutti i ragazzi della Dinamo Under 15 Eccellenza, i ragazzi allenati da coach Paolo Merella, che sono qui al palazzetto per seguire la partita. Davvero, davvero grazie. Poi mi è stato anche comunicato qui in postazione che è Martino Merella, che incredibilmente è al campo, sta seguendo la partita, ma la sta anche seguendo su Twitch. Quindi abbiamo una duplice veste di Martino Merella che abbracciamo tantissimo. Ancora Tola. Che canestro di Federico Tola, come detto specialista di questi tiri. Cherchi vuole andare fino in fondo, sfondamento. Martino il più grande dei Merella, lui e Luca, Martino e Luca, che sono vicini d'età, sono stati allenati da coach Paolo, diciamo, nelle prime squadre, e poi allenato anche Chico, ma tutti i suoi figli plasmati in maniera incredibile da loro padre. Sarebbe riduttivo dire così, perché c'è tanto altro in un rapporto padre-figlio al di là del rapporto coach-giocatore. Cambia anche per la Coral, ritorna Capitan Merella. Verlik esce, riceve immediatamente, primo ferro, combatte Capitan Merella, spara da 3 punti, primo ferro, palla fuori. Ma ve l'ho detto, quest'oggi ce l'ha scolpito nel cuore. Quel non si molla mai, ce l'ha proprio scolpito nel cuore. Oggi ancora di più. Ultimi 3:24 prima dell'intervallo lungo, Senoli sul più 14. Saud contro Tola, pressione di Merella contro Tilocca, ritrova la linea difensiva di penetrazione il nostro capitano, che costringe poi lo scarico per Saud, si alza da 3, altro errore di Saud, sta litigando pesantemente col ferro. Tola fuori per Cordedda, l'alzata per Ubalek, che per un attimo pensa di chiudere in un unico movimento, niente fallo, e quindi Saud è già dall'altra, scarico per Tilocca, può andare fino in fondo Tilocca, 2 appoggiati al vetro, accorcia sul meno 12 la Coral. Merella, spalle a canestro, ancora Merella, cerca con l'esperienza di guadagnare il fallo e così ci riesce. Bonus, e quindi 2 liberi per il nostro capitano. Sbaglia per il primo. Vai Chico! Sbaglia il secondo, rimbalza controllato dalla Coral. Rimane sul più 13 la In of View. Musso se la trascina fuori. Che difesa di Andrea Cordedda, che nonostante una decina di centimetri in più tiene molto bene il numero 3. Ricordiamo che Andrea Cordedda, così come il nostro preparatore Alessandro Nieddu, sono stati
allenati da coach Paolo Merella, che ha allenato veramente tantissime generazioni di pallacanestro in questi giorni. È stato incredibile vedere quanti uomini, quanti ragazzi, quanti bambini fossero legati a lui, solo per farvi immaginare davvero quello che ha tramandato al mondo della pallacanestro e non solo. Merella il contropiede sullo scarico di Tola, dedica alla sua famiglia, e Merella che riporta sul più 15 Sennori, ultimi 2 di primo tempo. Tola palla in mano. Merella consegnato per Tola, fuori per Cordedda, si vuole svitare Cordedda, infrazione di passi. ...90 secondi alla fine del primo tempo, 89 per la precisione. E Sennori in controllo, nonostante comunque tanti errori in questi primi 2 quarti, figli anche di un orario diverso rispetto al solito, e quindi le squadre si devono abituare. Saud grande, ball handling in qualche modo, con l'aiuto di Ferro e Tabellone la palla entra, e quando i grandi campioni si prendono questi tiri molte volte vengono accolti. Merella, palla in mano, 1 minuto e 5 alla fine, si isola nell'angolo, si prende la tripla mandata a bersaglio, era un long two, vale solo 2 punti. Saud vuole rispondere, lo fa immediatamente. Ancora Merella, pareggio vivo, vuole andare dall'altra parte, arriva il fallo. Realizza il primo. Sbaglia il secondo, ma controlla il suo stesso rimbalzo, in qualche modo lotta come un leone e ritrova il possesso. Che cuore del capitano, incredibile quello che sta lasciando oggi sul parquet. Ancora Merella fino in fondo, fermato da Saud, scadono i 24. Quindi ultimi 24 secondi e 4 decimi prima della pausa lunga. Ultima azione del secondo quarto e poi sarà pausa lunga. Musso alla scadere l'errore, finisce il secondo quarto, Sennori sul più 13, 27-40 in questa partita. Nel ricordo di Paolo Merella. Adesso amici a casa, pausa lunga e poi ci ritroviamo per il terzo quarto di gioco.
Ripreso il match dopo la pausa lunga, più 13 Senere palla in mano, primo possesso del terzo quarto con Verrick, Tola, Merella, Ubalek e Cordedda contro Musso, Saud, Fumanti, Busi e Scalise per quanto riguarda la Coral. Federico Tola si arresta a centro area, l'errore da vicino nel primo possesso del terzo quarto. I primi 2 punti arrivano da parte della Coral che rosicchia qualcosa, meno 11. In questa 15ª giornata del campionato di Serie C, quest'oggi la giornata più speciale e particolare di questo campionato, in memoria di Paolo Merella, un grande uomo e grande coach, nonché padre del nostro capitano, che riceve in questo momento spalle a canestro contro Scalise, lontano comunque dal ferro. Gran gioco del nostro numero 12 che non riesce poi a concretizzare, ma gran numero vicino al ferro. Saud aspetta il movimento di Busi che ribalta immediatamente per Scalise. Si muovono i giocatori della Corea e si passano il pallone finché non trovano Saud, che sbaglia poi il passaggio interno per Fumanti. Quindi Merella col palleggio sempre vivo, ancora per Cordedda che lascia lì per Ubalek, tripla centrale a bersaglio Gili Ubalek, primi 3 del terzo quarto di gioco, 29-43, di nuovo più 14, eguagliato il massimo vantaggio di questa partita. Saud per Musso, ancora per Fumanti, penetrazione, scarico per Scalise, sfondamento subito da Andrea Cordedda che quest'oggi è un autentico fattore a ambo i lati del campo. Fino a questo momento abbiamo 2 giocatori in doppia cifra per Sennuri, Ubalek e Merella, mentre per la squadra di casa nessuno in doppia cifra. Il miglior marcatore è Saud con 7, ma soltanto una tripla segnata per il giocatore argentino, che ovviamente in questo campionato si sta abituando sicuramente ad altre percentuali. Trascorsi 2 minuti all'inizio del terzo quarto, Sennuri sul più 14, Tola pressato da Saud supera adesso la metà campo. Ancora Ubalek in avvicinamento, chiuso da 2 giocatori in maglia blu, arriva al fallo. Primo giro in lunetta in questa ripresa per Ubalek. E guardate la faccia del nostro capitano anzi non si vede, ma ve la racconto io, come in radiocronaca, amici. Il nostro capitano che, come ha sentito il coro, li ha guardati i nostri tifosi e si è esaltato insieme a loro. Bellissima immagine in questa giornata così speciale e toccante. Tola contro la rimbalzo. Merella si arresta a centro area, primo ferro per il numero 12 che continua a pressare, subisce fallo. Quindi Musso supera la metà campo, trova Scalise, immediatamente Saud a 3 punti, non riesce a concretizzare da lontano.
il giocatore argentino. Grande movimento di palla, Stola, un gran flash, trova lo spazio per appoggiare al vetro. Mentre fallo tecnico contro Sennori realizza Scalise. Musso chiuso dal raddoppio, trova comunque Busi al centro del campo, Scalise e Ubalek, mura tutto. Fallo tecnico precedente ha segnato a Giri Ubalek. Quindi primo fallo tecnico di Giri Ubalek quest'anno, anzi primo tecnico in maglia senorese. Sì, sicuramente il nostro buon Giri Ubalek sarà di pizzetta in settimana per questo fallo tecnico. Non so se funziona così anche con i più grandi, di solito funziona con i più giovani. E mentre Busi si arresta a centro area col mancino, l'errore. E quindi Tola per Merella, 6:30 alla fine del terzo quarto, più 17 Sennori e anche il massimo vantaggio della partita. Fino a questo momento va per terra, Verri che si butta, Tola, ispiratissimo difensivamente Federico Tola, un fattore nella partita, nella precedente sfida, dove è stato decisivo difensivamente parlando contro l'Antonianum, recuperando il pallone del vantaggio. Rimessa in zona d'attacco per Sennori, 14 secondi alla fine dell'azione. Si fa vedere Merella, riceve Tola immediatamente in un movimento solo, si svita, sbaglia, poi Ubalek con una mano non riesce a concretizzare, quindi Saud spinge il pallone, ancora Saud, lascia lì per Musso, dall'angolo ci prova Monte, l'errore, si ostacolano corde di Ubalek. Saud ci può provare da 3, non è giornata per Saud dall'arco dei 6,75. E quindi ancora Tola, penetrazione, si arresta a centro area, in qualche modo poi torna a correre ancora Tola. 2 punti di pregevole fattura del numero 17. Siamo quasi alla metà di questo terzo quarto. Sennori in controllo sul più 19. Verlik lasciato colpevolmente solo, sbaglia. Tola controlla, salva anche questa. Non trova però nessun giocatore in maglia verde. Quindi time out in campo chiamato dalla Coral e quindi un po' di riposo per i giocatori. Più 19 per Innovius Sennori.
5-15 con la Coral che è tornata dal time out. Vedremo cosa ha disegnato coach Longano per la sua squadra. Ancora Scalise, molto cavalcato il proprio coach in questo quarto. Saud esce dai blocchi, 2 su di lui addirittura. Difesa ad hoc contro l'argentino, quella messa in campo da parte del coach Gabriele Piras. Poi lo scarico per Cordeda da solo in contropiede, arriva l'errore, ma c'è il fallo in precedenza, si rimane da questa parte. Veric palla in mano, aspetta l'uscita dei suoi compagni, si fa vedere Ubalek, buon movimento, appoggia a 2 di mano sinistra, supera così il più 20. Ancora Ubalek conquista il rimbalzo, scarico per Veric, dall'altra parte Merella appoggia al vetro e dedica del nostro numero 12 e si alza il coro per lui. Ed è stato così Gianni Mozzo che gliel'ha comunicato. Ricordiamo 5 falli nell'ultima sfida. Si rimane sul 31-53, 4 minuti alla fine del terzo quarto. Capitan Merella palla in mano, supera la pressione, scarico per Tola. Uscita di Merella, riceve ancora Cordedda che si fa vedere sotto canestro, quindi Cabras, Merella deve tirare, Merella da lontanissimo, primo ferro, non va lontano da un canestro memorabile, ne ha già segnato 2 di canestri memorabili, tutti nel campo della Ferrini. La palla colpisce in pieno Verlic, in qualche modo Tola la salva e lo scarica per Merella, tutto solo sotto canestro, arricchisce così il suo tabellino. Situazione diciamo particolare che raramente capita di raccontare, palla in faccia a un difensore e poi indirettamente scatena così il contropiede. Tola per Verlic, autore di un ottimo passaggio a Tola in precedenza. Veric vuole scuotersi con la tripla, l'errore, combatte il rimbalzo, Merella con la mano mancina e nuova dedica. Che cuore di capitano Chico Merella. Simula Cherchi, Scalise, Merella gli divora il pallone e poi in qualche modo riesce a far rimbalzare la palla, si arresta da 3 punti, corto sul primo ferro perché aveva speso anche troppo, ma tutta la tecnica di Enrico Merella. Posso collegarmi? Chiamato un altro time out, 2 minuti e 40 alla fine del terzo quarto.
Senori sul più 16, 2 minuti e 20. Buon scivolamento di Marella, poi simula, in qualche modo trova Monte, ancora simula, rifiuta il tiro, si arresta a centro area. Grande giocata del giovanissimo numero 33. L'uscita di Marella. Cabras consegnato per Barreu. Saud con un pallone millimetrico per la corsa di Tilocca. Grande passaggio di Saud. E Alghero che accorcia sul meno 12. T2, chiedo scusa. Abbiamo qualche problemino di calcolo, amici. Prima 17 anziché 27. Però a nostra discolpa c'è il tabellone che non si legge bene. Non si legge. Ma qua c'è Nicola che ovviamente sa fare i calcoli meglio di me anche senza lettura. Altri liberi per Capitan Marella, trema la sua mano al primo libero. Corto sul primo ferro, il primo ha speso tanto il numero 12 che torna in difesa. Saud da lontanissimo, Saud primo ferro, simula, Cherchi si svita, Cherchi sino in fondo, il tiro non va, quindi 90 secondi alla fine, Verlik, fallo di Tilocca. Giri in lunetta per Alessandro Verlik. Sbaglia però il primo. Realizza il secondo, 58esimo punto della Innovius Senori. Saud, palla in mano, scarico per Monte, gli sporca il possesso Verlik. L'ultimo tocco è il numero 2, carambolata sul ginocchio il pallone. E possesso che torna alla Innovius Senori in 1 minuto e 6 secondi prima della fine del terzo quarto. Cordeda ci prova, l'errore, il rimbalzo di Cabras dopo il tocco di Marreu. Matteo Cabras segna, subisce anche il fallo e va così in lunetta col tiro libero supplementare, secondo gioco da 3 punti di Matteo Cabras quest'oggi. Sesto punto per Matteo Cabras, con Marella quota 16, Ubalek 15, 9 a testa per Tola e Verlik, e 5, 9 a testa, chiedo scusa, per Tola e Cordeda e 5 per Verlik. Così Cabras può salire a quota 7 e lo fa realizzando il tiro libero aggiuntivo. 35 per chi attacca, 61 per chi difende, entrati nell'ultimo minuto di terzo quarto. Si alza il coro senorese nel mentre, con Capitan Marella che dalla panchina, come il suo solito, entusiasma tutta la tifoseria. Quindi Saud prova a superare la pressione, fallo di Simone Piras. Discrepanza tra i due cronometri.
con Simula che prova lo scarico per Monte, va sino in fondo, si aiuta col tabellone, realizza 2 punti, 37-61 e ci penserà Tola con l'ultimo tiro, se lo prende Federico Tola e lo sbaglia e quindi finisce anche il terzo quarto di gioco. Ultimo quarto in arrivo, 37 Coral Alghero, 61 Innovius Sennuri. Quest'oggi per tributare la scomparsa di Paolo Merella, la squadra di Sennuri l'ha omaggiato con delle sovramaglie, come potete vedere con la scritta "Ciao Paolo" dietro. Questo è un bellissimo gesto nel ricordo di Paolo Merella. Nuovamente quest'oggi, come direbbe suo figlio Chicco, è una festa in suo onore, proprio perché lui ha dato tutto per questo sport, lasciando anche tanto ai ragazzi che ha allenato e ai suoi figli. Tornando alla partita, Sennuri in controllo, in arrivo gli ultimi 10 minuti. Quarto che si apre con la tifoseria sennorese che inneggia il coro "La gente come noi non molla mai", anche in onore di Paolo Merella e del suo urlo rinomato "Non si molla mai". Scarico dall'altra parte per Simone Piras, fuori per Marreu, schiacciata per terra per Merella, extra pass per Verlik, riattaccato bene il close out, sino in fondo l'errore, Saud a rimbalzo. Saud, scorribanda offensiva, numero 7, il pallone sporcato da Merella, ancora una volta, difensivamente parlando, non ha uguali il numero 12, che è davvero un fattore, è complicatissimo attaccare contro un giocatore con questa difesa, con questi scivolamenti difensivi, e poi un giocatore che non molla assolutamente mai, nonostante una giornata dove sta litigando dal tiro da 3 punti, ma noi siamo tutti con lui. Dai Chicco! Fumanti si arresta contro Piras, si avvicina al ferro, sbaglia però, anzi chiedo scusa, scarica per Simula che va sino in fondo. Buona giocata il numero 33 che è entrato bene in partita. Purtroppo non stiamo più rivedendo in campo Marco Cesaraccio, non sappiamo se è per problemi fisici. Merella, palla in mano, ball handling, sino in fondo, vuole attaccare di forza Merella, sbaglia di conquista il rimbalzo, poi commette fallo. Dai Chicco! Dai Chicco!
Saud, tripla di Saud, gran giocata del numero 7 argentino. 42esimo punto per i suoi, che si riavvicinano relativamente a meno 19. Ancora Merella. Verlik, palla in mano, Verlik, fallo di Tilocca. Il primo fallo di questo quarto per la SAP, per la Coral. Verlik, palla in mano, vuole attaccare, alza la parabola, appoggia al vetro, 2 punti di pregevole fattura di Alessandro Verlik, che ritrova così il più 21. 7-11 da giocare nell'ultimo quarto. Saud, palla in mano, ancora Musso, si fa vedere, gran flash, gran palla, poi scarico per la tripla di Tilocca. Molto ben giocata in questo caso da parte della squadra allenata da Fabrizio Longano. Merella si alza da 3 punti, Merella, secondo ferro, poi prova a rientrare in difesa, lo scarico di Simula che fa un dai e fai con Tilocca, semplice semplice, trova il canestro. Parziale di 5-0 Coral, e Andrea Cordeda richiamata al cambio. E quindi Marreu per Piras, linea di penetrazione, scarico per Merella, riceve la palla in qualche modo, la controlla, la scarica per Verlik, assist di Merella, tripla di Verlik. Saud, palleggio vivo, vuole sparare da 3 punti Saud, primo ferro, il rimbalzo di Verlik, il controllo di Merella che spinge sull'acceleratore, aziona le sue marce, si avvicina, primo ferro ma costruito benissimo dal numero 12. Dall'altra parte Fumanti, 2 punti, e poi Merella per Piras. Cabra, se lo vedere, sbaglia però il passaggio. Scalise per Fumanti, vuole attaccare Cabras, lo cancella stampandolo al tabellone. E quindi Andrea Cordeda, portar palla, Andrea Cordeda coast to coast per Merella che si alza da 3 punti, secondo ferro costruito benissimo, cenno d'intesa tra i due. Ritornano subito in difesa, Marreu ci mette un piede. Deviazione di Cabras, decisiva in questo caso, rimesso ancora per la Coral. Anzi no, non c'è stata deviazione, sembrava di sì, dal campo. Quindi buon per Sennori, che a 5 minuti dalla 14ª vittoria in campionato su 14 partite disputate. Nel mente dall'angolo Marreu, primo ferro. Merella, transizione, si alza da 3 punti, Capitan Merella con tanto di dedica, esplode la tifoseria sennorese. Merella per Cordeda, rifiuta il tiro, si torna da Marreu che controlla, salva il pallone trovando Verlik, poi Cabras vuole andare dentro, buona posizione di Musso, poi Merella, diabolico Merella, ruba palla e dedica al cielo.
tutto il talento e tutto il sacrificio di Capitan Merella. Emblematica l'intervista dell'anno scorso dopo gara 4 da parte del capitano, dopo la vittoria del campionato di Serie C. Ai nostri microfoni ci ha rivelato tutto il sacrificio per questo sport e ovviamente dentro questo sacrificio è sempre stato presente suo padre, plasmandogli tutto questo amore verso la pallacanestro, rendendolo ancora di più un uomo vero. E quindi è ancora più bello vedere con che cuore e con che onore porta avanti il suo nome qui sul campo Capitan Merella, che non si è fermato un attimo, ve l'ho detto, quest'oggi ha scolpito sul cuore la scritta "non si molla mai". E sono proprio queste le giocate che hanno sempre reso orgoglioso coach e padre Paolo Merella, coach e papà Paolo Merella per Capitan Chicco. Le giocate difensive, quella voglia di non mollare mai nonostante un errore da 3 punti, la voglia di rientrare subito. Qua però la palla va dentro perché tanto sacrificio è arrivato anche in palestra, tante sere spese a tirare, il talento c'è, ma il talento, come diceva suo padre, va costruito col sacrificio e con il sudore. E più che dire grazie, non si può dire nient'altro con Enrico che sta onorando nel migliore dei modi il nome di suo padre e continua a realizzare il numero 12. 23esimo punto della partita di Chicco Merella. Rettifica, 26esimo punto di Capitan Merella, partitissima del numero 12. Partitissima in tutti i sensi, non solo a livello realizzativo. Quest'oggi il numero 12 sta portando in campo tutto l'amore per la pallacanestro che aveva suo padre e sta portando anche tutto l'amore della famiglia, dei fratelli Martino e Luca e della mamma Milena. Davvero toccante questa partita, molto molto toccante. Merella da 3 punti, primo ferro, continua a combattere ed è ancora lì che non molla assolutamente mai e recupera un altro pallone. Che cuore, che giocatore e che persona Enrico Merella, che forse meritava il fallo in questa circostanza. E io non posso che dare conferma alle parole che scrivete in chat, amici a casa. Capitan Merella è un grande, più che un grande, una persona incredibile. Standing ovation per Capitan Chicco Merella.
le lacrime e non poteva essere altrimenti. Dopo una prestazione del genere, standing ovation più che meritata per un campione e un uomo di questo livello. E ovviamente quando cala l'adrenalina vengono fuori le lacrime, ma sono lacrime perché Chico sa che il padre avrebbe voluto che lui disputasse questa partita oggi. Sono lacrime perché lui, perché Paolo è insieme a suo figlio. Sono lacrime di ricordo, lacrime di passione per questo sport. E noi non possiamo che abbracciare il nostro capitano, i fratelli Martino e Luca e la mamma Milena e tutti i loro cari. Con la pallacanestro seniori che ormai da tanti anni ha accolto questo campione, questa persona che umanamente è incredibile, e ovviamente in una giornata così particolare per lui non possiamo che stringerci ancora di più. Finisce la sfida, per onor di cronaca vi diamo il punteggio: 59 Coral, 81 Sennori. Ma questa partita è stata qualcosa di più di una semplice partita, è stato un tributo a una persona che ha regalato tantissimo al basket sardo, un tributo a un uomo vero, a Paolo Merella, coach, padre e marito. E noi ci salutiamo così ancora una volta nel ricordo di Paolo Merella. Grazie a tutti amici per averci seguito.
Ciao ragazzi. Come è andato? Grazie. Ma stacchiamo, dai.